IMU, l'imposta municipale sugli immobili, continua a tenere banco, sta infiammando la campagna elettorale delle politiche, ma sta anche infuocando il dibattito politico nelle istituzioni locali. Al comune di Agrigento è scontro fra gli amministratori e la dirigenza del settore finanziario. Nell'ultima seduta Aula Sollano ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo per la riduzione dell'aliquota IMU relativamente alla prima casa. Tutti d'accordo allora, ma lo stop è arrivato dal dirigente Mantione. Non ci sarebbero le condizioni contabili per assecondare la volontà politica, pronte e immediate le reazioni dei consiglieri comunali. Si assecondi la volontà del Consiglio Comunale, perché se altrimenti invece l'agenda politica amministrativa ad Agrigento è dettata dai dirigenti, il Consiglio Comunale, lo ha detto chiaramente, è pronto a bocciare il bilancio, a dichiarare il dissesto finanziario ed a mandare a casa questa amministrazione netta. Che da parte del dirigente sia arrivato il disco rosso, poco importa, vorrà dire che troveranno nelle pieghe del bilancio la possibilità di trovare le somme per arrivare alla riduzione dell'aliquota IMU. Ma non è solo protesta, gli inquilini di Aula Sollano indicano pure i capitoli da dove poter attingere i fondi per ridurre l'aliquota IMU. Abbiamo esposto anche dei dati significativi per quanto riguarda i costi che il Comune sostiene per alcuni servizi e che sicuramente possono essere ridotti. Noi abbiamo dato degli indirizzi, abbiamo detto che ci sono dei punti come la rivisitazione dei contratti di fornitura di energia elettrica, di telefonia, la rivisitazione dei fitti passivi e attivi del Comune e tante altre iniziative. Basterebbe che i dirigenti ascoltassero alcune iniziative valide che sono state proposte da questo Consiglio Comunale per trovare le risorse necessarie. E anche il sindaco Zambuto prende posizione. Il primo impegno da parte nostra sarà quello di una diminuzione, di un alleggerimento della pressione fiscale, perché le scelte le rivendica la politica e i tecnici devono adeguarsi agli indirizzi che dà la politica. E sempre nella seduta di 2 giorni fa un altro atto di indirizzo approvato relativo alla sospensione delle cartelle sui maggiori consumi idrici 2007 e 2008 sembra destinato a non sortire effetti. L'ufficio finanziario con assoluta tranquillità dice che tutto è a posto, anzi per alcuni casi, se vi è la possibilità, verranno annullate. A questo punto verrebbe da dire o la politica è incompetente oppure davvero ha un ruolo molto marginale. Oserei dire proprio di sì, ha ragione. La politica ha un ruolo marginale, ma io mi chiedo, il sindaco Zambuto su questa vicenda che cosa dice? Lei è presidente della Commissione Bilancio, i conti sono davvero a posto al Comune di Agrigento? I conti sono davvero a posto, non le saprei dire, lo sa perché? Perché noi non siamo sprovvisti del bilancio di previsione. Ancora oggi il bilancio di previsione non è arrivato assolutamente in Commissione.